E io è stato trovato, no, pure voi, sì, è stato trovato. Il trovatore diverso. È stato voluto, è stato fortemente voluto, come quei figli, uno proprio si accanisce che li devi trovare, li devi arrivare. L'ho fortemente voluto perché questa band non aveva fiati, questo gruppo non c'aveva strumenti a fiato. E quando sono arrivato qua ci vuole un fiato. A chi scegli, a chi piglia? Abbiamo pensato a lungo e abbiamo scelto il migliore incrocio tra le qualità musicali, le capacità musicali e quelle umane, di spessore, di capacità. Bravo Nicolò! E ci cucina pure i piatti! Che oramai attendiamo. Che è un valore aggiunto, diciamo. Adesso un brindisi all'anno il più giovane della compagnia, che è, come ha detto, è un genio. È un genio. No, tu eri il genio. Sì, era il genio. Solo versato. Il strumento che mi commuoveva ogni volta. No, non mi dire così. Io ero commosso, non sapevo cosa dire. Infatti mi dicevo pure. Guarda che fanno. Ah, dopo. Sì, ma non si stai là. Sotto per gli amici Lorenzo. Ma il thailandese, il saluto thailandese. Io non l'ho mai capito questa cosa, Toto. Per gli amici Allora, Toto nasce così. Nel lontano 1984. Toto direi che è il più bel prodotto di Danilo. Gli passo Toto Toto è arrivato all'ultimissimo momento, uno strumento fondamentale come il basso. È arrivato a casa mia e non ci trattiva da molto, non proprio uno spitacolo. È arrivato col marmato. io tra l'altro convinto, vabbè, E poi lui c'era pure il Stranito, vedi che ti ha portato lo sgabello, c'ho pure io e sei a casa, buona, ma l'ampi ci sta, una cosa. Facciamo un applauso a Toto. Bravo Toto! Un pilastro incrollabile, meno male che ci sta. Pilastro umanamente e musicalmente. Dai, se lasciare voi brindisi. Comunque le espressioni di Toto quando sleppa sul mamma mia sul montaggio del video questo momento magico. volevo raccontare la storia del cincillà. L'hai distrutto. Ma già ricevevo secondo, chi ha dato secondo? Secondo no. Allora, loro hanno preso 2 rondi. Noi a Pizzecca di Guaglione, nessuno più vuole il secondo, Secondo,